Sì, per me è un ritorno dopo più di 16 anni di lontananza, diciamo, ma una lontananza esclusivamente fisica. Il cuore è sempre rimasto qui, qui, come ho detto al discorso, ho mosso i miei primi passi nella Forza Armata, sia come pilota che come ufficiale. Quindi ritornare qua è una grandissima emozione, è veramente un grande onore che la Forza Armata mi dà e al contempo una grandissima responsabilità che accolgo e che mi impegnerò al massimo a portare a termine. Ecco, lei ha fatto un'esperienza operativa importante, in questo momento, in questi scenari diventa essenziale. Assolutamente, io già qua quando ero giovane pilota sono stato schierato in Afghanistan, di recente ho fatto un'altra esperienza in Medio Oriente. Quello che mi porto dietro a tutte queste esperienze è la grandissima preparazione del personale, soprattutto ho avuto l'onore di comandare, preparazione che parte da qui, da Estrana, dall'Italia, e che si nutre di tutte le missioni internazionali che la Forza Armata a cui la Forza Armata ha partecipato negli ultimi